E buongiorno a tutti, siamo martedì 4 maggio, sempre freschettino, quindi basta, sì, va. No, dai, dopo 11 anni adesso vediamo se per causa vostra tornano a chiudere Milano. E se chiudono Milano ti chiudono anche te, quindi comunque ecco, gli amici sono dietro, ecco un saluto, ecco qua. Ci sono ecco anche altri fenomeni, ecco qua, fenomeni direttamente dalla Sardegna. Ha vinto ecco qua. lo scudetto con le cambiali lì. Ecco, vedete adesso già le polemiche. Prego, prego. Qua comincia a venire troppa gente perché sanno che alle 7:20 c'è la sveglia del mattino da Marco. Quindi vi ricordo che chi farà parte di questo gruppo avrà colazioni e pranzi e cene gratis. Quindi vedrai che si riempie. Allora, facciamo per cortesia silenzio, stiamo registrando. Silenzio, no, perché sennò non. Attenzione. E questa barzellettina l'ho fatta in un albergo quando sono andato a Cologno Monzese, che è una che anche l'amico Sdrindole la dice spesso di là, e hanno riso come matti. Allora io ve la ripropongo se vi piace, vi piace. Allora, attenzione, sai, allora questo vecchietto viene fuori come dal bar da Marco, la sera, prende la macchina, rotonda là in Chiavri, rotonda, carabinieri. Porca puttana, carabinieri, no! Tira giù la Panda bianca, tira giù il finestrino, buongiorno, buondì, patente e libretto. Allora il libretto ve lo do, la patente me l'avete ritirata la scorsa settimana, me l'avete già persa. E là già ridevano. Momentina, non ci prendo, mi dia nome e cognome, non posso. Nome e cognome, non posso. Nome e cognome, non posso, faccio parte degli alcolisti anonimi, non porto dare le mie generalità. Non ci prende in giro, mi dia almeno il nome, va bene? Mi chiamo Gesù. Allora adesso facciamo un bel verbale per vilipendio alla cristianità, alla religione. No, mi chiamo Gesù, venga che glielo dimostro. Porta i carabinieri da Marco, venga, entra, appena si apre la porta, Marco. Cristo, sei già tornato! Ci vediamo domani, sempre a Dio piacendo. Ciao.